Aumento dei danni sui campi dopo l'eccezionale grandinata di ieri sera in più zone del Veneto. La Regione firma il decreto per la dichiarazione di stato di emergenza. Tra le colline del Prosecco fino al 50% di gemme spezzate. Diventa un caso nazionale la decisione di non far partecipare atleti africani alla prossima edizione della mezza maratona di Trieste. Il PD all'attacco, i social scatenati, la replica degli organizzatori. Accettiamo tutti ma non chi sfrutta gli atleti. Ultimo giorno oggi per la presentazione delle liste per le elezioni amministrative del 26 maggio, si va al voto in 321 comuni veneti, 21 dei quali oltre i 15.000 residenti. La denuncia dell'assessore regionale Elena Donazzanni, dice vittima di minacce e sputi da un gruppo di giovani, è intolleranza politica e c'è un brutto clima. Ezio Calmonte, presidente del quartiere più popoloso di Bassano Paragone, i partigiani all'ISIS, scoppia la polemica ma lui dice lo rifarei. Identificato e denunciato per danneggiamenti, anche se solo un ragazzino è il responsabile della raffica di imbrattamenti con lo spray in centro a Treviso. Domani la Padova Marathon numero 20, i timori per la pioggia prevista non fermano i 26.000 runners iscritti alla corsa. Telespettatori di Antena 3, buonasera, bentrovati all'edizione del Veneto dei nostri telegiornali e in primo piano la giornata di oggi che per numerose zone del Veneto, dalla Bassanese alla Marca, è stata una giornata in cui si è iniziato a contare i danni dopo la eccezionale grandinata che ha colpito più zone del Veneto ieri sera. Particolarmente colpita l'Alta Marca, per mezz'ora una fitta pioggia di chicchi ha colpito in particolare i filari del Prosecco, colpite a fasce aree del superiore del dock di Valdobbiadene fin quasi a Vittorio Veneto, con danni anche del 50% per pianta. A Cadel Poggio lo strato di grandine aveva toccato anche i 20 cm, ghiaccio che nemmeno il sole di oggi è riuscito a sciogliere. Questa è la grandine caduta ieri sera e che oggi, nonostante la bella giornata e il sole caldo di mezzogiorno, era ancora presente tra Cisone e i laghi di Revine. Immagini che raccontano da sole cosa è accaduto ieri intorno alle 21, quando tutta l'Alta Marca è stata colpita quasi improvvisamente da una forte ondata di maltempo. Tanta la grandine caduta su tutto il territorio del Prosecco, nonostante l'ampio cannoneggiamento antigrandine messo in atto tra i filari. Per oltre mezz'ora una pioggia fitta di chicchi non grossi ma davvero copiosi hanno provocato questi danni ai vigneti. Germogli strappati, foglie perforate, rami spezzati. Qui siamo a Guia di Valdobbiadene e quello che si è fermato su questa griglia è quasi tutto materiale strappato da queste vigne. È entrata nella zona bassa Bigolino Vidor, ha passato la parte bassa del Cartizze e poi è arrivata fino qui a Guia per andare poi verso Miane e Follina. Tra le zone maggiormente colpite, oltre a Guia, Campea, il Colle e il Madean, ma anche le zone verso Vittorio Veneto come il Felettano, Follina, Cison, Revine. Risultato di una perturbazione arrivata dal Bassanese che prima ha colpito l'Asolano con danni ai vitigni della Bianchetta per poi scatenarsi anche sulla zona del Cartizze superiore di San Pietro di Barbozza e del Fol. E da questa mattina è stato un via vai continuo dei coltivatori, i trattori e i roratori per salvare il salvabile, mentre il governatore Zaia firmava lo stato di emergenza per danni da grandinata, mandando sul territorio i tecnici della VEPA per una prima verifica dei danni. Adesso state facendo naturalmente trattamenti con rame, trattamento biologico? Sì, per salvare le gemme che sono rimaste. Una grandinata arrivata in piena germogliazione, quindi a questo punto si spera nella reazione delle vigne. In questi casi alghe e concimi fogliari per coprire la cicatrice della ferita provocata dalla grandine e i prossimi giorni rimane ancora uno dei buoni trattamenti, in questi casi rame e zolfo. Tutti su disciplinare biologico, sottolineano i produttori, che sperano così di stimolare nuove gemme per recuperare quelle spezzate dai chicchi. Coltivatori che sulla quantificazione dei danni al momento non si sbilanciano. Danni, sapete, la grandine va a fasce e a macchie, quindi un danno reale non lo possiamo dire. So che in questi giorni i tecnici della regione usciranno e anche i vari periti a stimare il danno. Poi dall'esperienza nostra da viticoltore assicuriamo che verso settembre capiamo in realtà quanto è stato realmente il danno. Si va da un 5-10% di gemme perdute nelle zone a margine della grandinata, fino a un 40-50% di danni per pianta nelle località maggiormente colpite. Questo poi influirà anche sul valore del prosecco della prossima stagione. Ha preso un'area ancora piccola, quindi grande influenza non ne abbiamo. Diciamo che la qualità rimane nella zona storica del Conegliano Valdobbiadene di OCG e speriamo che questa sia la prima e anche l'ultima per questa stagione. L'altra grande zona colpita, il Bassanese. Vediamo allora la situazione nei campi nel Bassanese.
Il maltempo di ieri sera non ha risparmiato nemmeno Bassano, nel solito corridoio largo quasi 1 chilometro che parte da Schio e corre lungo la fascia pedemontana fino ad arrivare nel Trevigiano ed oltre. La grandine ha distrutto diverse coltivazioni, come ci ha raccontato Claudio Bizzotto, da 35 anni coltivatore biologico. Questa è una pianta di pero, chiaramente la grandine è durata per più di mezz'ora, anche se non era molto grossa, però ha compromesso tutti i frutti. Non sono solo i peri ad essere stati danneggiati, ma anche i peschi, le primizie come l'insalata, il sedano, il cappuccio, i piselli, oltre alle patate che si nutrono delle foglie esterne. Queste sono fragole coltivate biologicamente, hanno un prezzo medio sul mercato di 5-6 euro al chilo, e qui solo di fragole ci sono 5-6 mila euro di mancato introito. Questa è coltivazione di asparago che non è ancora in produzione, perché i primi 2 anni si lascia vegetare la pianta per fare forza nelle radici, e come vedete è stata potata, non ci sono più le cime, non ci sono più gli aghetti. Ironia della sorte, anche le piantine di cipolle, ancora da interrare, sono state distrutte dalla grandine. Lei, Claudia, adesso come si sente? Sono molto triste, perché vedo vanificati i lavori, gli investimenti, le speranze della stagione più fruttifera, diciamo, dell'anno. Adesso uno sguardo a nord-est, a Trieste, diventa un caso nazionale perché ne parlano i social, ci sono forti attacchi sui social. La scelta a Trieste di non far partecipare, da parte degli organizzatori, di non far partecipare atleti africani alla prossima edizione della mezza maratona di Trieste Running Festival. Dicevamo numerosi attacchi, anche la politica ha subito sollevato la questione, e con il PD che ha condannato fermamente la decisione degli organizzatori. Primo servizio. Si può dire che era pressoché inevitabile che l'eco della polemica sorta attorno alla scelta di escludere gli atleti africani dalla partecipazione alla mezza maratona del Trieste Running Festival, la Miramar, in programma il prossimo 5 maggio, si espandesse a livello nazionale. Chi senza se e senza ma attacca la scelta dell'organizzazione è il Partito Democratico attraverso i suoi esponenti. Francesco Russo la definisce una scelta scellerata, e pur non nascondendo che il problema sull'etica sportiva degli atleti africani e di chi lucri alle loro spalle esista, condanna il messaggio che distorce l'immagine della città tutta. Ma dispiace davvero per l'ennesima brutta figura fatta fare a Trieste. Questa è una città straordinaria, in questi giorni abbiamo Hollywood che gira per Piazza Unità e dobbiamo far parlare di noi per una scelta scellerata di non far correre i runner africani. È un problema vero, io non lo nascondo, ne ho parlato anche con la federazione, con il CONI, però in tante altre città, in tutte le altre città, mi sentirei di dire, hanno risolto la cosa parlando con manager onesti e trasparenti. Allora perché non si è fatto anche a Trieste? Anche la campionessa italiana che sarà nella nostra città ha detto che devono correre tutti. Il responsabile della UNESCO City Marathon ha detto che ci sono anche in Italia organizzazioni che fanno lavorare gli atleti africani in trasparenza e trattandoli nella giusta maniera. Credo si sia voluto dare un messaggio sbagliato ed è contro questo messaggio che noi abbiamo reagito. A questo un ulteriore attacco che si sposta verso la classe politica che ha difeso l'organizzazione dell'evento. Che ci fosse tutto lo Stato Maggiore della Lega alla presentazione della mezza maratona fa pensare almeno un po' male, onestamente, e vedere anche oggi un assessore regionale rispondere per difendere un organizzatore privato, quando nessuno aveva attaccato Roberti, onestamente fa credere che insomma abbiamo toccato forse un nervo scoperto. Intanto gli organizzatori ribadiscono: la nostra è una scelta di etica, non c'entra il razzismo, porte aperte a tutti, ma non è che sfrutta le prestazioni sportive dei corridori in base alla loro provenienza. Sentiamo gli organizzatori.
Iscrizioni aperte a tutti tranne per chi tratta le prestazioni sportive degli atleti in base alla provenienza e non al valore. Con questa risposta l'organizzazione del Trieste Running Festival ribatte alle polemiche dopo la decisione di escludere dalla mezza maratona del 5 maggio gli atleti africani. Tale presa di posizione non si sposta di una virgola da quanto già dichiarato in fase di presentazione dell'evento nella giornata di ieri. Chi sfrutta gli atleti africani a Trieste non è il benvenuto. La partecipazione e le iscrizioni sono aperte a tutti, a chiunque proveniente da qualsiasi parte del mondo. E questo lo è sempre stato, visto che Trieste è una città multiculturale per eccellenza e l'evento del Trieste Running Festival ha sempre richiamato partecipanti da oltre 50 paesi di ogni parte del mondo. Ebbene invece quello che è il messaggio etico sportivo che noi vogliamo lanciare proprio da questa città e da questo evento è che non accettiamo più di acquisire prestazioni sportive da chi ha deciso da troppo tempo di trattare l'atleta non in base al proprio valore ma in base alla propria provenienza. Un dettaglio poi anche sulle voci che riconducono la polemica a una questione economica, ovvero la scelta di escludere i top runner africani poiché invitarli costa troppo. Un atleta africano di pari valore a un atleta europeo costa molto meno per l'ingaggio, visto che è un top runner, quindi per portare nella propria competizione tu paghi 1 a 5 forse anche 1 a 10, ma il valore è esattamente lo stesso e allora noi non accettiamo questa disparità di trattamento. Il valore dello sport non ha colori e questo nella corsa purtroppo non è riconosciuto e noi vogliamo cambiare questo sistema. Una polemica dunque che dallo sport è passata alla politica inevitabilmente. Intanto la politica, e torniamo in Veneto, fa i conti con le liste, fa i conti con le cifre. Oggi è l'ultimo giorno per la presentazione delle liste per le elezioni amministrative del 26 di maggio. Si va al voto in 321 comuni del Veneto, 21 dei quali oltre i 15.000 residenti e quindi nei quali è possibile il ballottaggio. Unico capoluogo dove la giunta è caduta anzitempo, unico capoluogo al voto è Rovigo. Elezioni amministrative, giochi ufficialmente chiusi, scaduti in mattinata i termini per la presentazione delle liste elettorali per le comunali del 26 maggio, che si terranno quest'anno contemporaneamente alle elezioni europee. In 321 dei 563 comuni veneti gli elettori riceveranno quindi la doppia scheda per eleggere i nuovi europarlamentari italiani e rinnovare sindaco e consiglio del proprio municipio. Se Rovigo, causa la crisi di maggioranza, è l'unico capoluogo veneto al voto, 33 complessivamente i comuni della provincia rodigina chiamati alle urni, è il territorio di Vicenza ad affrontare la tornata più vasta. 80 comuni a rinnovo, tra cui spiccano con più di 15.000 abitanti e quindi a potenziale rischio ballottaggio il 9 giugno, Bassano del Grappa, Arzignano, Montecchio Maggiore, Schio e Valdagno. Seguono, entrambe con 56 comuni, Padova e Treviso. Nella Marca sono 4 i centri oltre i 15.000 abitanti, Vittorio Veneto, Mogliano, Paese e Preganziol. 4 anche nel Padovano, Cadoneghe, Monselice, Rubano e Selvazzano. 49 i municipi che cambieranno compagine amministrativa a Verona, tra i quali San Bonifacio, Negrar, Pescantina e Legnago. 32 nel Bellunese, nessun centro oltre i 15.000 abitanti, a rinnovo Longarone, ma anche alcuni dei comuni simbolo della devastazione del maltempo a fine ottobre, da Agordo a Roccapietore. Infine la provincia di Venezia, solo 15 comuni al voto, i più popolosi Noale, Scorzè e Spinea. Nota a parte meritano i 5 centri che andranno al voto per la prima volta in assoluto. Si tratta di quelli nati dalle fusioni: Colceresa, Lusiana Conco e Valbrenta nel Vicentino, Borgo Valbelluna nel Bellunese e Pieve Grappa nell'Alto Trevigiano. In corsa un piccolo grande esercito di candidati alle cariche di sindaco e consigliere. Di fronte a loro 4 settimane per conquistarsi il consenso dei cittadini. Intanto la politica proprio in questi giorni, in queste settimane, spesso ha avuto a che fare anche con la cronaca, a momenti di tensione politica, e uno di questi è la denuncia dell'assessore regionale Elena Donazzan, che denuncia di un episodio di cui è stata vittima a Bassano da parte di membri di un'associazione che ha sede in un edificio comunale. Non ha dubbi, dice, ritiene si tratti di un atto di intolleranza politica, preannuncia un'interrogazione in Consiglio. Allora sentiamo la sua testimonianza ai nostri microfoni.
Un fatto spiacevolissimo, perché hanno sputato sulla mia macchina con dentro me ed era evidentemente un atto di disprezzo nei miei confronti. Io sono scesa, mi sono presentata a questa ragazza dopo che è accaduto questo, lei si è rifiutata di dare il suo nome e gli altri che erano con lei, 8-9 persone, hanno detto bene, se lei dice questo noi negheremo. Io in macchina avevo il vice sindaco di Rossano Veneto che ha visto tutto, ma la cosa grave è che erano fuori da una sede di un'associazione che ha uno spazio, un uso del comune, che queste persone già quando ero passata avevano manifestato un certo disprezzo, insomma, evidente. Quello che deve preoccupare è il clima che c'è fuori, magari costruito da qualcuno. Quello che mi preoccupa è che siccome queste associazioni stamattina sono stata presso la sede e al di fuori c'erano tutti adesivi con inneggianti all'antifascismo, ecco, non vorrei che qualcuno usasse le sedi comunali per fare della propaganda, alimentare l'odio e poi l'odio diventa uno sputo o qualcosa di peggio. Odio e aggressione come quella avvenuta a Padova la sera del 25 aprile, l'aggressione in un locale del ghetto di Padova, abbiamo raccontato ieri, oggi ai nostri microfoni uno degli aggrediti, Nicolò Calore, ex consigliere comunale della Lega. Dei balordi, 4 e poi un'altra decina, si sono avvicinati in maniera minacciosa ad uno appunto di noi che era lì al bancone, Alberto Bortoluzzi, che è artista carissimo amico, e hanno cominciato da lui a inveire contro di noi e con spintoni e altri spintoni, pugni, calci e lanci di oggetti a cercare di attentare alla nostra incolumità. L'ultima birra, dopo una classica grigliata del 25 aprile sui colli tra amici. Racconta con calma Nicolò Calore, ex consigliere comunale della Lega a Padova, quanto accaduto in un locale del ghetto. Con lui un'amica e un artista militante di Casa Pound. Nessuna parola ostile ma rammarico anche per il giorno scelto per una simile aggressione. È molto triste quello che è avvenuto in una giornata che dovrebbe essere consacrata alla sutura di una ferita storica. Purtroppo dispiace constatare come una certa parte politica in realtà non abbia nessun interesse a suturare questa ferita storica, ma tendenzialmente a lasciarla viva e sanguinante. Aggrediti fisicamente e anche verbalmente, tacciati di essere fascisti tre amici. Io sono militante nella Lega e la mia ideologia sicuramente non collima con quella del fascismo storico e del socialismo in Italia, quando invece io stesso ho una cultura di territorialità e di autonomia regionale. Il nonno è stato internato nei campi di concentramento, racconta Calore, che si pone molti interrogativi sulla città. Sul fatto sta indagando la polizia. Nicolò Calore ha infatti presentato regolare denuncia. Ferma e unanime la condanna sia a destra sia a sinistra, condanna arrivata anche dal sindaco di Padova Sergio Giordani, ma Calore pungola. Un appello è a tutti i padovani di farsi sentire in questo senso per ritornare ad avere una città sicura e non una reminiscenza di anni bui della nostra storia cittadina. Io tornerò in ghetto il 4 maggio ai fianco di Paola Ghidoni e di Andrea Ostellari per testimoniare che in realtà nulla bisogna temere, perché un governo di una città non deve essere assoggettato da delle dinamiche di terrore. E poi però c'è anche chi in qualche modo con le parole anche forti fomenta in un certo senso la polemica. A Bassano, torniamo a Bassano e le frasi shock del presidente del quartiere più popoloso di Bassano che paragona i partigiani ai terroristi dell'ISIS. Il presidente del più grande quartiere di Bassano, San Vito, è noto per una certa verbosità su Facebook. In poche parole, quando a Ezio Calmonte prudono le mani e sente anche solo lontanamente parlare di sinistra o di partigiani, lui ci vede rosso. L'ultima, in clima da festa della liberazione, è aver paragonato i partigiani ai terroristi islamici. Apriti cielo, quando scrive di porcherie di partigiani comunisti, si pone come facile bersaglio dell'indignazione di cui si è fatta interprete subito, per esempio, Alessandra Moretti, che gli ha letteralmente cavato la pelle. Lui, Calmonte, non si scompone. Quello che manca dopo 74 anni in Italia, unico paese al mondo, è 25 aprile, giornata della libertà e della riconciliazione. Lei l'ha detto o non l'ha detto che i partigiani in certi casi sono stati come i terroristi islamici? Io ho scritto che i fatti successi dopo la fine della guerra
sono atti criminali da equiparare volendo anche a quanto stanno facendo i terroristi dell'ISIS. Insomma, Calmonte ricorda come lui accetti i partigiani purché non siano comunisti e insiste. Lei lo riutilizzerebbe questo paragone che ha utilizzato partigiani-ISIS perché l'ha utilizzato, oppure ci ripenserebbe un attimo? Ma guardi, a ripensarci bene lo ripeterei. Subito dopo si rende conto e ci mette una pezza che noi non neghiamo a nessuno. Però non i partigiani, coloro che hanno compiuto azioni tipo l'eccidio di Schio o tipo le prevaricazioni su tutta la gente normale che ha patito quello che ha patito un anno, 2 anni dopo la fine della guerra, ecco, non sono da ammirare, sono da esecrare esattamente come i terroristi dell'ISIS, tali e quali. Per la serie lo ridico qualora non si fosse capito bene. A solo 14 anni il vandalo che ha imbrattato numerosi monumenti e muri del centro di Treviso, lo vediamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale del Veneto. Ripartiamo dalla cronaca, dalla Marca trevigiana, dal capoluogo in particolare, con la denuncia del vandalo, perché sarebbe troppo chiamarlo writer, che ha imbrattato numerose zone del centro di Treviso, tra cui anche Porta San Tommaso, ed è un ragazzino di 14 anni. Di questo dovranno farsi carico, perché una volta individuati pagheranno fino all'ultimo centesimo la multa che gli arriverà. Aveva detto così meno di 2 mesi fa il sindaco Mario Conte di fronte all'imbrattamento di una delle colonne interne della cinquecentesca Porta San Tommaso. Il nucleo di polizia giudiziaria dei vigili ha identificato e denunciato per danneggiamenti alla procura dei minori il responsabile, un ragazzino di appena 14 anni che con la stessa bomboletta e lo stesso disegno aveva imbrattato anche muri, panchine e pensiline dell'autobus in viale Cairoli, piazza San Leonardo, via Santa Caterina, viale Bixio e viale Terza Armata. Un vero e proprio raid che aveva fatto andare su tutte le furie il sindaco. Ricordo che chi imbratta e rovina la città offende tutti i trevigiani, quindi noi non abbiamo alcuna intenzione di tollerare. Non è stato semplice, ha spiegato il comandante della locale Andrea Gallo, risalire al ragazzino che aveva scelto zone non coperte dalle videocamere di sorveglianza. Ai vigili non è rimasto altro da fare che studiare il disegno del writer. Dopo aver confrontato centinaia di profili sui social network, sono poi riusciti a identificare lettere e numeri dei graffiti identici in alcuni profili Instagram e riconducibili senza ombra di dubbio all'autore delle scritte oggetto dell'indagine. In casa del 14enne sono stati trovati ulteriori elementi. La famiglia del ragazzino, all'oscuro di tutto, si è dimostrata collaborativa. Confidiamo, conclude il comandante, nell'opera di educazione dei genitori che nulla sapevano dell'accaduto. E adesso la maratona del Santo, la Padova Marathon domani, la numero 20 della storia di questa manifestazione sportiva, 26.000 runners iscritti che non si fanno, che non temono, insomma, non si fanno trovare impreparati anche se domani dovesse arrivare la pioggia. 5 distanze, la classica da 42 km, la mezza da 21 e le stracittadine da 10, 5 e 1 chilometro. Mancano ormai poche ore al via della Padova Marathon numero 20, un traguardo storico che rischia di dover fare i conti con le previsioni del tempo piuttosto inclementi per tutta la giornata di domenica 28 aprile. Ciò nonostante dimostreranno coraggio i 26.000 appassionati che si sono iscritti alle varie competizioni, molti in arrivo anche dall'estero. Padova e 5 comuni della cintura saranno off limits o quasi per tutta la mattinata e una parte del pomeriggio di domenica. Al via alle 8.30 dallo Stadio Ganeo la maratona da 42,195 km. Partenza alle 9.45 da Abano Terme per la mezza maratona, via da Prato della Valle per le stracittadine. Deviazioni e strade chiuse sono previste a Rubano, Selvazzano, Teolo, Abano Terme e Montegrotto. A Padova off limits buona parte della zona sud della città e il centro storico, con il cuore della manifestazione in Prato della Valle, dove sono attesi i vincitori. Subiranno modifiche anche orari e percorsi dei mezzi pubblici cittadini, in particolare il tram, che tornerà in servizio regolare a partire dalle 17.30.
Una maratona, dicevamo, con il rischio pioggia. A proposito di tempo, adesso le previsioni del tempo, il meteo, e con questo ci salutiamo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. L'ultima domenica di aprile sarà all'insegna di una nuova ondata di maltempo portata da una perturbazione di passaggio sul nostro territorio. Nel dettaglio, sul Veneto avremo precipitazioni sparse ma piuttosto frequenti un po' ovunque, localmente alternate anche a qualche schiarita. Migliorerà ovunque entro la notte. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, massime in nuovo calo comprese tra 12 e 14 gradi. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso la giornata risulterà perturbata sin dal mattino con precipitazioni diffuse, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, massime oscillanti invece tra 11 e 13 gradi, dunque piuttosto fresche. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà lievemente migliore, infatti saranno possibili maggiori spazi soleggiati, ma attenzione, la neve tornerà a cadere anche copiosa sui confini alpini oltre i 1000 metri di quota. Temperature minime intorno agli 8 gradi, massime sui 17 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, io vi lascio in compagnia dei programmi della nostra emittente. Arrivederci.